Compravendite di case in calo del 22%, compravendite di negozi in calo del 17%. È quanto emerge dall'osservatorio immobiliare della FIAIP provinciale di Venezia, che evidenzia i motivi del tracollo. Le cause sono due sostanzialmente: un errore di valutazione all'inizio, quindi diciamo, gli immobili che vengono posti in vendita con dei prezzi che non sono reali, e una volta poi trovato il valore esatto di quello che può essere il prezzo corretto del bene, una enorme difficoltà di accesso al credito per quanto riguarda la fascia medio-bassa. Colpa delle banche? Sicuramente sì. Al di là di torti e ragioni, l'analisi condotta dalla Federazione degli Agenti Immobiliari conferma la difficoltà del momento, testimoniato anche da un altro dato. Se fosse solo una questione di prezzo, capirebbe anche lei che nel momento in cui le case vanno all'asta con dei valori estremamente bassi, quelle verrebbero vendute. Invece anche nelle aste si comincia ad assistere che fino alla seconda, terza istanza d'asta non si vendono, quindi con cali che sono al di sotto anche dei valori minimi del mercato. Non si vendono più case neppure all'asta e ai proprietari non rimane che affittare gli immobili, con tutti i rischi connessi, visto che ormai gli inquilini faticano a versare i canoni e a liberare le case. Io ho avuto un caso mio personale di un inquilino moroso, e dopo 6 mesi che non pagava ha fatto lo sfratto e gli hanno dato i termini di grazia di altri 6 mesi per poter pagare, quindi è stato già un anno, e poi ci ho impiegato altri 2 anni per poterlo liberare. Intanto non ha pagato niente, però andava via col Mercedes.